Allora, parlerò di questi 9 punti, così anche voi, mentre avanzano le diapositive, vi rendete conto di quanto manca per la fine. Allora, comincio con opposizioni non risolvibili, che è un aspetto filosofico, poi parlo di perché si è evoluto il cervello, parlerò delle caratteristiche che rendono l'uomo, Homo sapiens, diverso da tutte le altre specie viventi, parlerò della rivoluzione culturale umana, al punto 5 a che cosa serve il linguaggio, poi al punto 6 lingue e identità culturale, che è il tema centrale, e poi al punto 7 la questione della violenza, e al punto 8 locale verso globale, per finire con alcune proposte educative e di riorganizzazione sociale. Quindi cominciamo con il primo punto, opposizioni non risolvibili. Secondo questi due filosofi, Simone Weil e Hans Jonas, gli esseri umani vivono all'interno di opposizioni che non potranno essere mai risolte, e quindi queste opposizioni le possiamo mantenere in equilibrio oppure in conflitto, e sono per esempio essere e non essere, ovvero gli organismi esistono grazie al fatto che possono morire, essere la vita e la possibilità certa per tutti gli organismi di terminare. Oppure anche nell'ambito della fisica l'opposizione discreto-continuo. Nell'ambito, vedremo, anche delle relazioni umane e anche delle relazioni tra le nazioni, l'opposizione separazione-relazione, oppure l'opposizione identità verso universalità. Difatti quando parlo di identità culturale mi oppongo alla globalizzazione, perché l'ultima qui che ho messo opposizione è non risolvibile, locale e globale. Non risolvibile vuol dire che se per esempio cancellate tutte le identità, dice Jonas, e siete nell'universalità, siete vicino alla morte. L'universalità, quando tutti condividono le stesse cose, non c'è più niente da dirsi. No? Quindi quando le identità sono uno contro l'altro è un altro estremo pericoloso. Allora, l'origine della vita, chi si interessa di biologia sa, è nata la vita separando un dentro da un fuori. La vita è iniziata sulla Terra circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, con la formazione dei primi batteri procarioti, e il batterio, che è il primo organismo vivente, ha 2 interessi generali: sopravvivere, che vuol dire mantenere la sua struttura dentro, e riprodursi, generare 2 unità. Dopo più di 2 miliardi di anni si sono sviluppati gli organismi multicellulari, ovvero degli organismi che, pur essendo formati da cellule indipendenti, fanno una confederazione. Quando gli organismi pluricellulari fanno una confederazione, le cellule tendono a differenziarsi, e come vedete negli organismi, per esempio nei mammiferi, ci sono cellule che si occupano del digerente, del polmone, del sangue, del cuore, del cervello. All'interno di un organismo, essere, le cellule mantengono relazioni complesse. Questa è la struttura dell'organismo, attraverso una continua riparazione e rimodellamento. Finché la struttura non regge più, l'organismo muore, non essere. Difatti, con la formazione degli organismi pluricellulari, a un certo punto l'organismo cede, ossia non riesce a continuare a ripararsi, a rimodellarsi. Siamo al secondo punto: perché si è evoluto il cervello? Il sistema nervoso dei vertebrati è una delle strutture più complesse dell'universo. Il sistema è forse la struttura più complessa dell'universo. Il sistema nervoso è stratificato, è più semplice nei vertebrati che conducono una vita simile ai vertebrati arcaici,
pesci. Quindi i pesci, vedete qui nella figura è anche rappresentato, hanno un cervello molto piccolo. Perché? Perché hanno continuato, pur essendo molto complesso, hanno continuato a vivere dove si è evoluta la vita, dove si sono evoluti, e quindi il loro cervello è meno complesso perché sono più vicini alla vita arcaica. Invece i rettili che sono usciti dall'acqua hanno un cervello più complesso dei pesci. Gli uccelli che volano hanno un cervello più complesso dei rettili. I mammiferi, che hanno la caratteristica di accudire la prole, quindi sono obbligati ad avere relazioni con i piccoli, hanno un cervello più complesso di quello dei rettili. Anche gli uccelli accudiscono i piccoli. La complessità dell'ambiente e delle relazioni, soprattutto, determina un aumento del cervello, uno sviluppo del cervello. Quindi il cervello serve soprattutto quando ci sono relazioni complesse. Tant'è vero che questo ricercatore inglese, Robin Dunbar, si è accorto che esiste una relazione tra sviluppo della neocorteccia e gruppi sociali. Per esempio, facendo una divisione del peso della neocorteccia diviso il resto del cervello, gli umani hanno un valore di 4,5 e gli scimpanzé, vedete che hanno un cervellino più piccolo, di 2,8. Se mettete questo numero 4,5 in un grafico che Dunbar ha sviluppato, vedete che questo 4,5 corrisponde a gruppi umani di circa 150 elementi, mentre gli scimpanzé hanno gruppi intorno ai 30-35 elementi. Che cosa vuol dire questo discorso? Che il cervello umano e la mente umana si è sviluppato perché gli esseri umani vivono in gruppi fondamentali, chiamati anche villaggi o clan, di 150 individui, mentre gli scimpanzé vivono in gruppi di 30-40 individui. Dunbar ha anche studiato come la numerosità dei gruppi sociali fondamentali cambia all'aumentare del cervello. Vedete, qui c'è tutta l'evoluzione degli ominidi, dagli australopitechi a Homo habilis ergaster fino a Homo heidelbergensis e Homo sapiens e Neanderthal. Ebbene, mentre il cervello cresce, la numerosità dei gruppi sociali studiati in maniera tramite studi archeologici cresce altrettanto. Quindi vedete che l'Australopithecus viveva in gruppi di 60, no? Perché ha un cervello poco più grande di quello dello scimpanzé. Vedete che Homo erectus in gruppi di 120, Homo neanderthalensis 140 e qua Homo sapiens. Quindi che cosa vuol dire? Che il cervello si è sviluppato, visto che l'ambiente è rimasto sempre quello, per sostenere relazioni sociali, le relazioni dei gruppi, perché è importantissimo per gli umani capire che cosa pensano, che cosa fanno, che cosa desiderano gli altri esseri umani, perché gli esseri umani sono tra di loro i migliori amici e i peggiori nemici. Ecco ancora un altro riferimento a Dunbar. Dunbar ha studiato non solo il numero di individui che compongono i villaggi, ma anche il numero delle relazioni significative. Gli esseri umani hanno relazioni molto significative, con 5 persone, vivono in famiglie di 15 persone, parlo di esseri umani precedenti all'invenzione dell'agricoltura, ovvero da 300.000 anni fa, quando è comparso Homo sapiens, fino a 10.000 anni fa, gli esseri umani vivevano in gruppi di amici, per esempio cacciavano in 5, vivevano in famiglie di 15, in genere 3 maschi, 3 femmine e un 10 piccoli, si riunivano la notte in campi di pernottamento di 30-35 persone, componevano un villaggio che per alcuni mesi dell'anno viveva insieme di 150 persone e
10 villaggi costituivano un popolo. Vedremo che un popolo si caratterizza per avere una lingua, una tradizione religiosa e culturale. Quindi questi numeri di cui vi ho parlato sono i numeri nei quali si è sviluppato il cervello e la mente degli esseri umani. E vedete che Dunbar questi numeri li ha estratti studiando tutte le culture tribali ancora, diciamo, attive in Nuova Guinea, in Amazzonia, e vedete che in tutte queste culture, di vari, insomma 20 o 30 culture differenti in Africa, i Boshimani, in Nuova Guinea e in Australia anche, i nativi, e in Amazzonia, vedete che il numero dei villaggi era sempre intorno a 100, e il numero dei popoli intorno a 1000-2000 persone. Che cosa vuol dire? Che in queste popolazioni arcaiche 1000 persone parlavano una lingua, 1000-1500 persone parlavano una lingua, e attorno a questo gruppo c'erano altri popoli di 1000-1500 persone che parlavano altre lingue e avevano anche altre religioni. Hannah Arendt, un'altra filosofa importante, ha sostenuto che l'uomo è l'essere vivente in cui l'opposizione, separazione, l'individualità e la relazione, bisogno di stare con gli altri, raggiunge il massimo livello. Gli esseri umani sono gli esseri dove queste due polarità sono al massimo. Noi moriamo da soli, siamo all'interno della nostra mente psichica da soli, però questo è il massimo dell'individuazione. Pensate a degli psicologi che hanno dedicato tutta la loro ricerca a indicare come ci si deve individuare, penso a Jung, e nello stesso tempo siamo gli esseri che abbiamo più bisogno di relazioni. No, però chi è l'uomo? Ecco, chi è l'uomo che ha questa opposizione a livello massimo? E qui ho questa diapositiva, che è una diapositiva che raccoglie tante informazioni che trovate nel libro. L'uomo è diverso da tutti gli altri primati e esseri viventi perché ha un'andatura bipede, cammina stando eretto da circa 4 milioni di anni, e questa andatura bipede cambia tutta la prospettiva sul mondo. Essere abbassati, andare a quattro zampe o stare in piedi cambia tutta la prospettiva psicologica di stare di fronte al mondo. Bene, gli scimpanzé per esempio non stanno in andatura bipede, loro camminano su due gambe e devono appoggiarsi sulle nocche, non hanno raggiunto l'andatura bipede, e l'andatura bipede non viene data agli esseri umani di default. Se voi non nascete in una comunità umana e non imparate a camminare, camminate a quattro zampe. Quindi l'andatura bipede è in parte biologica, in parte culturale. Difatti alcuni bambini abbandonati nelle foreste e poi ritrovati non camminano, corrono a quattro zampe. Gli uomini poi costruiscono strumenti e li portano con sé. Non si è visto nessun animale che costruisce strumenti, sì, li costruiscono, ma nessun animale li porta con sé per dei giorni. Che cosa vuol dire essere capaci di costruire uno strumento e di portarlo con sé? Vuol dire avere nella mente un dispositivo che ti permette di immaginare l'uso futuro dello strumento, ovvero ti permette di immaginare il futuro. Nessun animale fino ad ora studiato è capace in maniera sistematica di immaginare il futuro come l'essere umano. Che cosa vuol dire? Che il tempo esiste solo nella psiche umana. Gli animali non hanno, per esempio i cani riconoscono i padroni, ma non ricordano quando hanno incontrato il luogo, il momento, per la prima volta il loro padrone. Non hanno memoria episodica. Perché? Perché non hanno questo sistema per viaggiare mentalmente nel tempo. Se uno non ha questo sistema, non costruisce strumenti, perché per costruire strumenti, mentre uno li costruisce, deve sapere a che fine li adopererà, e poi se li porta con sé deve sapere che utilizzazione farà in futuro.
Un altro aspetto tipico degli esseri umani è che gli esseri umani pensano che cosa pensano gli altri esseri umani. Ossia, gran parte del tempo noi pensiamo che cosa pensa il nostro amico, la nostra amica, non solo, ma pensiamo anche a che cosa pensano di noi, oppure a che cosa pensano noi stiamo pensando. Questa si chiama teoria della mente. Senza questa teoria della mente, per esempio gli scimpanzé l'hanno molto limitata, voi non insegnate ai bambini. Perché quando un adulto insegna a un bambino si deve mettere nei suoi panni per insegnargli come imparare. E per esempio gli scimpanzé, sono stati fatti migliaia di ore di osservazione, non insegnano mai ai piccoli, perché non riescono a immaginare le difficoltà che sta provando il piccolo. Questo si chiama teoria della mente, un altro dispositivo unico. Gli esseri umani poi hanno la capacità di immaginare, e qui che sembra non presente, e di autocontrollarsi, altra cosa che gli altri animali non hanno, perché per autocontrollarsi e immaginare bisogna avere un lobo frontale molto sviluppato. Gli esseri umani inoltre parlano e gli animali no. Qui siamo arrivati al punto 4. Fino a 100.000 anni fa, vi ho detto che l'essere umano, da quanto sappiamo, Homo sapiens, è presente sulla Terra da 300.000 anni circa. Comunque, fino a 100.000 anni fa, sulla Terra vivevano diversi ominidi. Homo sapiens in Africa, Homo neanderthalensis, prevalentemente in Europa, Homo erectus in Africa e Asia, Homo florescensis in un'isoletta, e anche altri che adesso non sto qui a descrivere. Che fine hanno fatto queste altre specie di ominidi? Ecco, adesso affrontiamo questo argomento. Come mai sono spariti tutti? Siamo rimasti solo noi. Inoltre, vi devo dire una cosa, tutte queste specie, incluso Homo sapiens, costruivano gli stessi strumenti, uguali dappertutto. C'era, come si suol dire, omogeneità culturale. In pratica facevano asce, le valloisiane si chiamano, e piccoli strumenti prodotti rompendo, facevano delle schegge. A 80.000 anni fa sulla Terra è comparsa la cosiddetta rivoluzione cognitiva, tutto d'un colpo, prima in Africa e poi vedremo anche fuori dall'Africa. Gli accampamenti di Homo sapiens hanno cominciato a produrre, per esempio, vedete qui, collane fatte di conchiglie, oppure queste forme di animali, oppure delle prime pitture. Inoltre arco e freccia, stati inventati 75.000 anni fa. Vedete, frecce con punte di pietra. E abbiamo visto assistere un'altra cosa: Homo sapiens, che ha fatto questa rivoluzione cognitiva, ha cominciato a uscire dall'Africa. Aveva tentato anche prima, 120.000 anni prima, aveva tentato di uscire andando in Israele, dove Homo neanderthalensis l'ha bloccato e quindi non era riuscito a uscire. Dopo 80.000 anni vedete che esce, si porta in India circa 60.000 anni fa, poi in Australia, poi in Asia, in Europa 40.000 anni fa e non si sa bene, 30-15.000 anni fa nelle Americhe. Contemporaneamente all'uscita avviene una distruzione di grandi specie animali, ossia mentre esce elimina specie di grandi animali tipo mammut, struzzi e sembra che elimini tutti gli altri ominidi. Come mai? Prima riesce, poi non. Che cosa è successo? Che gli ha dato dei vantaggi tali da eliminare tutti gli altri ominidi. Guardate che Homo neanderthalensis era molto più forte di Homo sapiens e un cacciatore molto più preparato di Homo sapiens. E gli antropologi hanno discusso come mai, insomma, e
sono giunti alla conclusione che Homo sapiens probabilmente 80.000 anni fa ha inventato il linguaggio. Un piccolo gruppo, poi vi dirò come mai si è arrivati a capire che un piccolo gruppo di umani, 5.000, meno di 5.000, che stava sotto l'Eritrea, ha inventato il linguaggio. E ci sono informazioni sia archeologiche che dicono che è successo così, informazioni linguistiche, genetiche, perché vediamo che tutti quelli che si sono sparsi in tutto il mondo hanno i geni che derivano da un piccolo gruppo. E poi, pochi anni fa, si è visto come gli esseri umani sono in grado di inventare le lingue. Si è visto in Nicaragua che mettendo insieme bambini sordomuti, un bel gruppo di bambini sordomuti, prima 100 e poi 400, nel giro di 20 anni hanno inventato una lingua, il linguaggio e una lingua, la lingua nicaraguense dei segni. E a che cosa serve il linguaggio? No? Beh, senz'altro vi posso dire una roba, a eliminare gli altri. Il linguaggio è una tecnologia militare, però la prima funzione del linguaggio serve a permettere di uscire dall'isolamento in cui viviamo e di comunicare agli altri le nostre esperienze interiori. Per esempio, questa persona ha imparato il linguaggio quando aveva 30 anni, si chiama Ildefonso, hanno scritto un libro, era un messicano che è andato a lavorare sordo dalla nascita, muto, in Messico non gli hanno insegnato nessuna lingua, è andato a lavorare in California gli hanno insegnato la lingua dei segni. Quando ha imparato è stato molto difficile entrare nel linguaggio. Quando è entrato nel linguaggio ha detto: prima io vivevo nella più assoluta solitudine e dopo invece sono qui insieme con tutti quanti. Quindi il primo aspetto del linguaggio permette di scambiare esperienze, scambiare immaginazioni, poi serve a trasmettere conoscenze. Per esempio, si è visto che quel piccolo gruppo che ha dato origine al linguaggio, e ci sono ancora in Africa alcuni gruppi parenti di questo piccolo gruppo, ha probabilmente inventato la caccia con frecce avvelenate. Per cacciare con frecce avvelenate, ancora lo fanno, bisogna saper fare le frecce, saperle inserire e saper scegliere che tipo di veleno per ogni tipo di animale che si deve cacciare e dove trovarlo. Ecco, queste cose senza il linguaggio è molto difficile trasmettere queste informazioni. Quindi trasmettere conoscenze. Il linguaggio serve per uscire da sé, per trasmettere conoscenze, per dire bugie. Senza il linguaggio è molto difficile dire bugie, mentire. Col linguaggio diventa molto facile. E poi serve anche a chiacchierare, no? Per esempio, se uno è un po' teso, parla con un altro, gli racconta un po' di cose, dopo un po' è meno teso. Tuttavia, ecco qui un altro punto critico, il linguaggio si manifesta soltanto nelle lingue, perché dopo aver inventato il linguaggio, circa 1000 anni dopo, già si era diviso in più lingue. No? E quindi una volta inventato il linguaggio, che era una lingua, i gruppi umani si sono separati e ogni gruppo, già dopo 1000 anni, sicuramente parlava lingue differenti. E a cosa servono le lingue? Le lingue servono a mettere in relazione i componenti di un popolo, a separare un popolo da un altro. Le lingue sono barriere biologiche, genetiche, tra i popoli. Le lingue incrementano la diversità. Guardate qui, alla foce dell'Orinoco, queste sono le varie famiglie linguistiche nel mondo. Comunque qui alla foce dell'Orinoco, che è un fiume in Brasile, ogni colore qui è una lingua differente. E sono stati fatti studi genetici. Ogni colore è una lingua differente e un gruppo genetico differente, perché le persone tendono a accoppiarsi all'interno della stessa lingua e quindi piano piano una lingua diventa una barriera
biologica. Voi dovete capire che la diversità genetica è una delle forme per aumentare la vita, quindi. E qui siamo al sesto punto. Le lingue generano differenti culture. Se noi avessimo fatto una fotografia di 4 gruppi umani di 100.000 anni fa, non avremmo visto queste cose qui. Qui vedete 4 gruppi umani che parlano lingue differenti e guardate, hanno armi, segni, rituali del tutto differenti. Perché quando uno sviluppa una lingua si separa dagli altri, inventa delle tradizioni, delle storie, si dipinge in una maniera particolare, ossia le lingue generano culture, differenziano, no? Quindi differenti religioni, differenti usi, differenti costumi. Se qualcuno ha qualche dubbio, anche se viviamo in una società globalizzata, basta che vada in macchina in Germania a mangiare in un ristorante di un paesetto in Germania e si accorge che non è in Italia. Lì la lingua ha segregato, pur nella Unione Europea, una diversità di cibo, di case, di vestiti, eccetera. Però le lingue noi le parliamo, le apprendiamo perché vengono sostenute dal cervello e queste diversità delle lingue determinano una diversa scultura del cervello. Vedete, qui c'è scritto: il cervello si modifica in maniera plastica a seconda dell'ambiente linguistico e religioso in cui il bambino cresce. Quindi una diversità linguistica e culturale scolpisce il cervello in una maniera specifica. Questo significa che il cervello di chi parla la lingua italiana è simile, tra le persone che parlano la lingua italiana, e a livello microanatomico differente da quelli che parlano la lingua tedesca. Perché mentre il bambino impara una lingua, vengono costruite delle relazioni, dei rapporti fra le sinapsi e le varie aree del cervello che sono differenti da una lingua all'altra. È un po' in maniera simile, per fare un esempio, all'apprendimento della scrittura. Ora, non tutti accettano ancora l'idea che il linguaggio sia stato inventato dall'uomo, però tutti sono d'accordo, io invece la sostengo, tutti sono d'accordo che la scrittura è stata inventata dall'uomo. Bene, è stata inventata dai Sumeri circa 5-6 mila anni fa. Bene, se voi studiate il cervello di uno che sa leggere e un cervello di uno che non sa leggere, sono macroscopicamente simili, ma microscopicamente molto diversi. Per esempio, qui vedete, abbiamo delle macchine che mostrano quali aree si attivano mentre uno legge e abbiamo anche stabilito tutti i centri della lettura. Che cosa vuol dire? Che un bambino, imparando a leggere, ha scolpito il cervello in una maniera particolare anche a seconda delle lingue, dei sistemi di scrittura. Per esempio gli ideogrammi si rappresentano nel cervello giapponesi e cinesi in maniera diversa dall'alfabeto latino. Un punto importante è che l'apprendimento delle lingue, come l'apprendimento di qualsiasi cosa, ha dei momenti critici. Ovvero, una persona, per esempio, apprende bene una lingua entro certi periodi, perché il cervello è pronto per apprendere la lingua. Per esempio, un bambino apprende a camminare da 9 mesi a 2 o 3 anni. Dopo, se non ha imparato a camminare, è molto più difficile insegnargli a camminare. Un bambino apprende le lingue bene per esempio, da 0 anni, diciamo, a 6. Perché? Perché il cervello ha dei periodi critici per l'apprendimento delle lingue. Guardate qui, è stato fatto uno studio, per esempio, di come viene appresa la grammatica in bambini che vanno negli Stati Uniti, la grammatica dell'inglese, in bambini che vanno a varie età e migrano negli Stati Uniti. Vedete che la grammatica di bambini che vanno prima di 7 anni a abitare negli Stati Uniti viene appresa come i bambini americani. Poi mano a mano che arrivano con un'età maggiore, 8 anni, 11 anni, 30 anni, l'apprendimento è più basso. Che cosa significa? Per esempio, un bambino va a 0 anni negli Stati Uniti, parla italiano a casa,
va a scuola e parla con gli altri bambini, a 20 anni, dopo 20 anni, sa l'inglese come gli americani. Se invece una persona va a 30 anni negli Stati Uniti e sta negli Stati Uniti 20 anni, se a 50 anni gli misurate la capacità di parlare grammaticale, è pessima, anche se è stato 20 anni. Perché? Perché c'è un periodo critico. E qui voi vedete, per esempio, questo è uno studio che ho appena concluso, di persone che hanno appreso la prima lingua. Qui è una macchina che permette di vedere quali aree del cervello si attivano. La prima lingua quando era piccolo, ovviamente, e la seconda lingua da piccola, quindi un bilingue precoce. Vedete che le aree che si attivano sono simili di L1 e L2, la prima lingua e la seconda. Guardate, questa persona è un bilingue che ha preso L1 da piccolo e L2 tardi. Questi sono tutti gli studi in letteratura fino a un anno fa. Quindi abbiamo messo insieme tutti questi studi e il risultato è che chi apprende una lingua dopo i 6 anni utilizza molto più aree del cervello di una persona che la prende prima, e quindi vuol dire che consuma più energia per parlare, oltre a parlare peggio. E perché esistono le età critiche? Le età critiche pongono dei limiti alla possibilità di adozione culturale, nel senso che una persona, dal punto di vista linguistico, può entrare in una comunità e diventare un componente della comunità a pieno titolo, parlando perfettamente la lingua, solo se ci entra da piccolo. Se ci entra dopo, non sarà mai, avrà una lingua madre e una lingua differente. Quindi questi discorsi riguardano la possibilità di integrare, parlo da un punto di vista biologico e linguistico, una persona in una comunità. E questo si è visto bene anche in altri animali. Per esempio le lingue le parlano, le lingue, metto fra virgolette perché non è che sia un linguaggio come quello umano, ma anche i canarini, e anche dentro i canarini le lingue servono a creare barriere biologiche, ma soprattutto le orche. Le orche sono state studiate in maniera approfondita. Le orche cantano una lingua, sono formate di popoli di circa, adesso non so dire centinaia o migliaia, e ogni popolo adesso sembra abbia dato luogo a nuove specie, e loro, oltre a cantare lingue differenti, mangiano alimenti differenti. Quindi, per esempio, mangiano alimenti differenti. Se per esempio voi pigliate un'orca che mangia foche per alimentarsi, la prendete, la portate in uno zoo e gli date tonno, muore di fame, perché lei è stata abituata a mangiare foche. E hanno anche studiato come delle orche che si perdono, perché anche loro sono animali sociali, per non morire si avvicinano a un gruppo che non è il loro, quindi non parlano la lingua del gruppo, non mangiano come il gruppo non gli fa niente, però per un 4-5 anni viene addestrato a imparare la lingua, a imparare il cibo, e dopo 4-5 anni, se ha imparato la lingua e mangia come loro, viene integrato nel gruppo e può riprodursi all'interno del gruppo. Quindi esistono fenomeni di integrazione culturale anche tra le orche, però non è che sia una cosa immediata. Quindi qui le differenze linguistiche e culturali scolpiscono il cervello in maniera specifica. Le lingue e le religioni, le tradizioni hanno periodi critici di apprendimento. Dopo il periodo critico è più difficile integrarsi in una cultura differente. Le culture tendono a produrre diversità genetica. E qui siamo arrivati al punto settimo, la questione della violenza umana. La questione della violenza umana sarebbe un argomento molto vasto. Io sono molto superficiale in questo discorso perché abbiamo un certo tempo a disposizione. Chi vuole approfondire può trovare delle indicazioni migliori nel libro. Comunque, negli anni 60, 70, 80 dello scorso secolo, gli antropologi, soprattutto i primatologi, sono stati posti di fronte a una scoperta che li ha
colpiti profondamente. In particolare questa scoperta è stata fatta da Wrangham e alcuni allievi della Goodall, che era una ricercatrice che viveva con gli scimpanzé, perché studiando un gruppo di scimpanzé in una riserva hanno visto che il gruppo è arrivato a un punto da superare, vi ricordate quel numero minimo che è il numero giusto per loro, circa 40, erano diventati 50, diciamo, adesso i numeri non li ricordo precisamente. A quel punto il gruppo si è diviso in due e si è formato un gruppo del nord e un gruppo del sud. Non c'entra niente con l'Italia, non vorrei che venisse frainteso il mio discorso. E il gruppo del nord e il gruppo del sud stavano in luoghi differenti e poi hanno cominciato a vedere che gli adolescenti, soprattutto maschi, ma anche qualche femmina, del gruppo del nord e del sud non stavano nel loro territorio, ma esploravano il territorio, diciamo, i confini. E che facevano? Se vedevano una scimpanzé mamma con un piccolo, l'attaccavano, le uccidevano, qualche volta si mangiavano il piccolo. Se vedevano un vecchio lo attaccavano, ossia attaccavano quando erano sicuri di vincere e uccidevano. E questa storia è andata avanti in maniera sistematica finché il gruppo del nord ha eliminato completamente il gruppo del sud. E quindi ci si è accorti per nessuna ragione, ragioni, sì, diciamo, ragioni che erano troppo vicini, non sono riusciti ad allontanarsi, ma hanno colpito molto perché non si trattava di difendersi, era proprio un'azione premeditata e questo è quello che si vede in tutti i gruppi umani. Tutti i gruppi umani formano lingue e in genere nella lingua si dicono noi siamo gli umani, parliamo la lingua degli umani e gli altri, quelli che non parlano la nostra lingua, sono bestie e li attaccano e questi gruppi uccidono in genere, per esempio sono stati fatti studi sistematici in Amazzonia e in Nuova Guinea e uccidono tutti i maschi, tutte le femmine, qualche volta spesso tengono le femmine giovani, se le portano e le integrano, piccole. Voi dite, ma sono cose che riguardano gli scimpanzé e le tribù arcaiche, e invece hanno fatto un esperimento negli anni 60 che sembra che questo atteggiamento tribale e aggressivo sia presente anche nelle persone evolute. Per esempio hanno preso un gruppo di bambini andati in vacanza negli Stati Uniti, vedete qui è prima dell'esperimento, sono questi qua, e gli hanno divisi casualmente in due gruppi e gli hanno detto ognuno di voi deve trovarsi un inno, una bandiera, costruirsi delle storie, no? Allora uno era le aquile, l'altro non so che cos'era, i cervi. Allora le aquile dicevano che loro discendevano dalle aquile, si trovavano ogni sera per alcuni giorni e settimane hanno alimentato il loro, diciamo, e poi hanno detto qui ci sono i cervi che sono subumani, insomma, e a un certo punto hanno dovuto interrompere l'esperimento perché se li davano giù di santa ragione in maniera anche parecchio violenta. E vedete, questo libro è Constant Battles, tutta la storia umana da 80.000 anni in qua è una storia di battaglie. Guardate, queste sono diciamo scene che non so quante migliaia di anni hanno, ma di guerre tra gruppi tribali che avevano un unico vantaggio nel fatto che erano rare, perché stavano molto dispersi gli umani. Vi posso dire per esempio che un popolo di 1500 persone nel Friuli arcaico occupava tutto il Friuli e tutto il Veneto. Quindi per incontrarsi con un altro popolo in Carinzia doveva fare un 100-200 chilometri a piedi. Quindi le battaglie c'erano, ma erano piuttosto rare, però se si incontravano. E qui, ecco, ho messo questa figura perché tutti dicono che gli esseri umani sono buoni. Io dico che gli esseri umani non sono buoni, non sono neanche cattivi, però se voi ricordate quello che è successo nella prima guerra mondiale, nella seconda, eccetera, sfatiamo quest'idea che siamo buoni, perché possiamo diventare buoni, ma in genere non lo siamo.
Sono arrivato all'8º punto, no? E mi avvio al 9, voi sapete che termino. Qui questa diapositiva è molto importante, rappresenta i livelli, come sono i tipi di organizzazioni umane che si sono succedute. Allora, l'organizzazione di base degli umani è i cacciatori e raccoglitori. Questa organizzazione, gli esseri umani, Homo sapiens, ce l'ha da 300.000 anni fino a 10.000 anni fa. Non solo, ma tutti gli ominidi erano cacciatori e raccoglitori. Quindi noi ce l'abbiamo per milioni di anni all'interno della nostra mente. E che cos'è questi cacciatori e raccoglitori? È questo: i maschi cacciano, le femmine raccolgono. I gruppi sono formati, come vi ho detto, sono gruppi di familiari di 10-15 persone che la sera si riuniscono in 30 persone che alcuni mesi dell'anno vivono in villaggi. Bene, come vivono questi cacciatori e raccoglitori? Se andate a studiare, sono stati fatti studi in maniera magnifica. Ossia, non hanno nulla, portano solo alcune cose, sono senza proprietà perché devono continuamente muoversi e vivono in questi gruppi dove lavorano circa 2 o 3 ore al giorno per procurarsi da mangiare. I bambini sono figli di tutti perché non si sa, o meglio le mamme li conoscono, ma il padre non è chiaro se, diciamo, prima dell'invenzione dell'agricoltura non si era capito bene che durante l'accoppiamento serviva per produrre figli, quindi non era molto, quindi i figli erano non solo, i figli sono liberi e sono trattati. Allora, nelle società di cacciatori e raccoglitori, che è un'altra caratteristica umana, i familiari tengono in braccio il bambino da piccolo più tempo di quanto lo tiene una mamma nelle società occidentali. In più c'è tutto il tempo che lo tiene la mamma. Quindi un bambino fino a 3 anni è tenuto, dorme con i poi dopo 3 anni lo allevano gli altri bambini, non più gli adulti. Un bambino, nelle società di cacciatori e raccoglitori, se non gli piace la famiglia può cambiarla. A 5 anni dice non mi piace quella mamma lì, non mi piace può andare da un'altra parte. Sono possibili i rapporti prematrimoniali, come vi dicevo, lavorano poco, non hanno malattie, perché sono pochi. Qual è il problema? Sono in guerra con gli altri gruppi linguistici. 11.000 anni fa è stata inventata l'agricoltura ed è cominciata una vita peggiore per gli umani, ovvero le madri hanno cominciato a fare figli più velocemente, perché i cacciatori e raccoglitori, la donna fa un figlio ogni 4 anni, con l'agricoltura, avendo più roba a disposizione, ogni anno e mezzo. Si è fatto degli studi, le persone devono lavorare più ore, 4-5 ore al giorno, e le persone controllano un territorio, producono più cibo di quello che gli serve, producendo più cibo devono difenderlo. Per difenderlo devono formare degli eserciti, piccoli eserciti, e quando c'è un piccolo esercito bisogna che ci sia un capo. Invece i cacciatori e raccoglitori non hanno nessun capo, non solo, ma dividono tutto, sono egalitari, anche perché non possono portare in giro roba. 8.000 anni fa si sono formate le prime città, molte più malattie con l'agricoltura. Non ho detto una cosa, che quindi con l'agricoltura si sono formati i primi eserciti di professionisti, è scomparsa l'egualitarismo, si sono formate le gerarchie ed è aumentata la violenza. Da tutti gli studi che è aumentata a livello tale che 7.000 anni fa, hanno fatto degli studi genetici recentissimi, 7.000 anni fa c'è stato un collo di bottiglia, ovvero gruppi di maschi combattevano contro altri gruppi di maschi finché si è arrivati a un punto, 7.000 anni fa, che c'era un solo maschio, inclusi i bambini piccoli, ogni 17 femmine. E lì stava per scomparire la specie umana. Poi la formazione
degli stati, gli imperi, e adesso siamo nella globalizzazione. Secondo Steven Pinker, la globalizzazione è quella di adesso, ossia che arriveremo a uno stato unico, a una lingua sola, è meglio, secondo Pinker, che è un neuroscienziato filosofo americano. Vedete, lui ha detto che con la globalizzazione diminuiscono i morti in guerra. Per esempio, nel 1940 sono morti per la guerra circa 50 milioni di persone. E vedete, qui c'è un picco pro capite, ogni 100 persone nel mondo sono morte in guerra 2 o 3 in quegli anni. Vedete che poi aumentando la globalizzazione sono diminuiti sempre di più i morti in battaglia. Per esempio nel 2015 sono morti in battaglia 400.000 persone. Però che cosa è successo? Nel 2015  1 milione di persone si è suicidata nel mondo. Oltre al suicidio, la globalizzazione produce solitudine. Ebbene, quei numeri di cui vi ho parlato, 5, 15, 30, 150, 1500, non ci sono più. Le persone che vivono a New York o a Singapore non conoscono nessuno, non hanno relazioni efficaci con nessuno, sono estremamente isolati. Quindi solitudine. Se uno è un animale sociale, la solitudine provoca depressione, suicidio. Inoltre, ansia, no? Ineguaglianza. Aumentando la globalizzazione è aumentata sempre di più l'ineguaglianza. Attualmente meno del, diciamo, il 5% della popolazione controlla l'85% dell'economia. Tant'è vero che per esempio Harari ha sostenuto che attualmente ci sono 1500 ricchissimi che hanno più di 10 miliardi di dollari, e questi ricchissimi sembra si conoscono, si riuniscono ogni tanto come un villaggio, diciamo, virtuale particolare. E a che cosa pensano questi ricchissimi? Si è visto che pensano e sono interessati a sviluppare tecnologie per l'immortalità. E quindi Harari sostiene che l'effetto della globalizzazione, che provoca ineguaglianza, sta generando una elite che cercherà di diventare immortale. Insomma, immortale vuol dire vivere 500 anni, 1000, no? Quando avranno raggiunto questo obiettivo saranno come gli dei. Vedete, qui c'è un film dove c'era uno di questi dei, Stargate, no? Che veniva dall'universo, e lui trattava gli esseri umani, o questi nuovi dei, come noi trattiamo adesso i maiali, no? Quindi, se è vera questa riflessione di Harari, sì, l'umanità, se non si ribella, ha quell'obiettivo lì. E l'ultimo, allora, di fronte a tutte queste cose che vi ho raccontato, che cosa si può fare? Bene, nel libro propongo 4 livelli di azione. Il primo livello di azione nell'attuale società globalizzata, perché non possiamo fare di tutto, dobbiamo fare in maniera graduata, secondo me. La prima cosa che si può fare è proteggere, difendere, ma non dovrebbe essere così, crescere nella propria lingua e cultura, ossia ogni bambino friulano, italiano, deve, diciamo, immergersi e conoscere profondamente la propria lingua e cultura e valorizzarla, crederci. Contemporaneamente, questo prima di tutto i genitori e prima di tutto le persone anziane, quelle hanno la maggiore responsabilità, gli anziani, poi i genitori, poi i bambini. Gli anziani devono credere nella loro cultura, nella loro lingua, i genitori anche, i bambini devono venire educati a questa lingua e cultura insieme a molte altre lingue. Qui per esempio in Friuli si dovrebbe educare i bambini della scuola dell'infanzia, 3-6 anni, quindi in friulano, nella lingua dello Stato, italiano, in una lingua slava, quella vicina a noi, lo sloveno, e in una lingua germanica, il tedesco. Inoltre anche l'inglese. Quanto siamo? 1, 2, 3, 5.
queste uno dice ma che idee, sono quasi tutti d'accordo. Guardate che comunque queste non sono mie idee, l'Unione Europea ha emanato una raccomandazione che io ho partecipato come consulente a scrivere negli anni nel 96-97, dove si dice questa roba qui, che i cittadini dell'Unione Europea devono essere educati in maniera multilingue. Tutti d'accordo, nessuno lo fa. Io faccio un passetto più in là. Oltre all'educazione plurilingue dei nostri bambini, partendo dalla lingua originale, invece quello che sta succedendo adesso è friulano non vale niente, una perdita di tempo, italiano quasi niente, inglese. E quindi adesso il friulano sta morendo, la lingua e la cultura friulana stanno morendo, fra un po' succederà l'italiano. I nostri giovani seguono filmati, leggono giornaletti sull'iPod in inglese. E quindi se uno non ha a cuore la propria cultura locale e quella nazionale, diventerà un globalizzato senza patria, insomma. Quindi io propongo questa linea plurilingue a partenza delle radici locali e propongo anche un'educazione plurireligiosa, ossia secondo me i bambini dalle scuole, dalla scuola dell'infanzia, la scuola elementare, poi devono avere un'educazione religiosa, ma non un'ora alla settimana, 5-6 ore alla settimana, perché per me le religioni sono come la letteratura, ossia sono importanti quanto la letteratura. Se uno mi dice non serve a niente la religione, ma neanche la letteratura. E neanche la fisica. Uno può vivere benissimo senza sapere niente di fisica, sapendo solo di letteratura. Quindi, chi deve fare questo insegnamento delle religioni deve essere impartito in maniera laica, ossia da persone formate all'università, quindi non da religiosi, no? Come si fa adesso. In più i bambini però devono essere portati a fare delle esercitazioni, ossia portati da questi insegnanti a meditare con i buddisti, a pregare con gli islamici. Perché questo? Oltre ad avere la propria religione madre, perché questo permette alle persone di conoscere gli altri, no? E permette di capirle. Magari qualche bambino vede che il buddismo gli piace più del cristianesimo, oppure qualche bambino dell'Islam passa al cristianesimo. Questa proposta non la vuole nessuno. Queste sono le due più semplici. Il secondo livello di proposta, ancora più complicata, io dico dobbiamo cambiare radicalmente le nostre società. Dobbiamo sciogliere, qui mi dicono par Furlan, alle furcultiaf, no? Non ragiona più, sragiona. Dobbiamo, adesso che abbiamo tutti i mezzi tecnologici che ci permettono di rimanere collegati, costruire delle confederazioni di popoli di 5.000 abitanti. Anche Platone diceva oltre 5.000 abitanti, oltre 5.000 persone, non c'è democrazia. La democrazia, secondo me, non si ottiene riscrivendo leggi o cambiando costituzioni, si ottiene cambiando l'organizzazione delle società, perché puoi scrivere quello che vuoi. Se per esempio non hai un'organizzazione legale e hai un'organizzazione che spinge verso l'illegalità, nonostante tutte le leggi che fai e tutte le educazioni che impartisci, rimane una struttura che ti spinge verso l'illegalità. Quindi io credo che si debbano fare dei piccoli popoli di alcune migliaia di persone che parlano lingue differenti, quindi in Friuli almeno 1.000 lingue, no? O 500, e hanno anche tradizioni religiose differenti, che sono però confederate tra di loro, no? Perché bisogna evitare la violenza, perché i piccoli gruppi vogliono dire violenza, ma adesso sappiamo abbastanza riguardo a questo, e confederati a livello regionale, quindi la Confederazione dei Popoli Friulani, la Confederazione dei Popoli Italiani, la Confederazione dei Popoli Europei. Se questa è l'altra, diciamo, oppure globalizzazione. Questo è il secondo livello. Il terzo e il quarto. Il terzo, vi dico subito, questi sono in ordine di importanza. Il meno importante è il primo, quello delle lingue e delle religioni. Poi, più importante è la riorganizzazione sociale, più importante ancora, e
lo possiamo fare subito, è sviluppare il pensiero critico. Che cos'è sviluppare il pensiero critico? Aiutare le persone a ragionare con la loro testa. Perché? Perché adesso che abbiamo un mondo dove c'è la televisione, internet, che ti abitua, ti dice cosa devi pensare, noi corriamo il rischio di ripetere quello che è successo nella Germania nazista, dove nessuno pensava e tutti eseguivano. Eseguivano la legge, Guardate che Eichmann, no, che guidava i campi di sterminio, un colonnello dell'SS, lui aveva tutto un apparato legale. I tedeschi avevano fatto delle leggi per poter sterminare gli ebrei e lui eseguiva queste leggi. Quando lo hanno preso gli israeliani, gli hanno fatto il processo, lui ha detto: ma perché vi processate? Io ho seguito le leggi. E Hannah Arendt, che è una filosofa, ha riflettuto molto su questo e ha detto che nonostante ci siano le leggi, uno deve pensare con la propria testa. Perché se la legge è sbagliata o se la gente pensa in maniera sbagliata, ognuno deve pensare con la sua testa. E difatti noi, soprattutto all'università, che io sono un professore universitario, dobbiamo abituare le persone a pensare con la loro testa e a dialogare con gli altri. Vedete qui, questa è l'Hannah Arendt, e qui vedete un cartello, questo è un cartello delle manifestazioni che voleva l'Università Udine e c'aveva questo bellissimo cartellone: vogliamo pensare. No, vogliamo pensare. E l'ultima diapositiva, che riguarda l'ultimo punto, il quarto, il più importante di tutti, è: non si farà nessun miglioramento della società, nessuna, se non mettiamo a posto noi stessi. Noi veniamo allevati in una famiglia, in una società che ci genera tantissimi problemi. Noi abbiamo, adesso lo dico per esagerare, una sorta di demone interiore negativo che ci spinge a voler essere il migliore degli altri, a possedere gli altri, a ridurli a delle macchine. Bene, dobbiamo migliorare questo, dobbiamo conoscere noi stessi e migliorarci. E questo sì, è la prima cosa, perché uno, vedete per esempio i politici attuali, no? Non voglio dire di che partito, non me ne intendo neanche molto, ma ho l'impressione che uno vada a fare il politico che non è capace che non conosce se stesso, che non è capace di guidare gli impulsi peggiori di se stesso, perché per esempio un leader religioso, no, il Buddha, diceva una frase: chi non ama veramente se stesso, se uno dice ama veramente se stesso, non farà mai del male agli altri. Quindi vuol dire che non solo non conoscono loro stessi, tante persone, e soprattutto i leader che hanno maggiore responsabilità, ma anche, diciamo, non amano loro e non conoscono loro stessi. Quindi noi, ognuno di noi, i ragazzi un po' di meno, ma soprattutto gli anziani, bisogna lavorare con delle strade. Io per esempio ho scritto un libro, in questo senso la meditazione aiuta molto, per migliorare se stesso. Quando uno ha migliorato se stesso, più di metà del lavoro da fare è fatto. Perché anche se c'è la globalizzazione, tutto va male e uno sta migliorando se stesso, è già, diciamo, la situazione è già ben avviata. Sono stato un'ora, non so, forse bisogna stare 45 minuti. 5 minuti di domande, volevo farne una, partendo dall'ultima considerazione del professore di Eichmann. È legale, ma non è giusto, come le nostre leggi razziali del 1938 sotto il fascismo. Allora, sul giusto, come mette lei in parallelo l'animale e l'uomo? Cioè l'uomo ha questa sensazione di dire è giusto ed è non giusto rispetto a un'azione. L'animale, noi come dilettanti, non come tecnici della materia come lei, diciamo che riteniamo che l'animale segua l'istinto, mentre noi abbiamo questo concetto del giusto. Quando, come e perché è nato questo? Ed è veramente così la differenza con gli animali? Grazie. La guardo dalla prospettiva, se lei mi permette, neurologica, no?
però per parlare di robe culturali, gli esseri umani rispetto agli scimpanzé e a tutte le altre specie hanno sviluppato il lobo frontale. Il lobo frontale adesso non so quanto sanno gli studenti, è una cosa che non si sa neanche che cosa fa, è una parte importantissima del cervello. E adesso cominciamo a capire vagamente che cosa fa, ma le posso dire due cose fa. Uno, è responsabile dell'immaginazione e gli animali hanno poca immaginazione. Allora, lei per esempio, gli esseri umani possono immaginare visivamente o anche con ragionamento a che cosa li porta una loro azione. Ossia, lei può dire, se io diciamo vedo quella macchina lì, è una Ferrari, mi piace tanto, salto su e vado via. Lei con l'immaginazione, con il lobo frontale può vedere il proprietario che piange, non so se uno che ha la Ferrari piange, ma comunque il proprietario che piange, la polizia che piglia la macchina per venire a rincorrerla, lei che viene messo in prigione. E quindi questa capacità di fare uno scenario, no? E qui ho messo con la Ferrari la cosa più banale, ma per esempio vedo una persona e la voglio adoperare invece di avere una relazione, no? Farla diventare un oggetto. Ecco, lei può immaginare come si sente la persona e quindi questa capacità di immaginare quello che succede rende l'uomo libero, perché quando lei può immaginare 2 o 3 percorsi può dire scelgo uno o l'altro. E in più il lobo frontale fa un'altra cosa, permette di fermarsi. Ecco una cosa, l'uomo moderno, soprattutto chi adopera i telefonini, non sta mai fermo, so sempre e sembra uno scimpanzé. Il lobo frontale permette, piuttosto che fare il male, è meglio non fare niente. E noi possiamo fermarci. Uno può avere tutte le idee peggiori del mondo con l'immaginazione, ma dice non le faccio. No? Poi come viene generato il giusto e il sbagliato è una cosa molto complessa, è una cosa, appunto, io penso che il giusto si sviluppa nel dialogo, no? Perché per esempio se io guardo il mondo lo vedrei giusto secondo la mia maniera, no? Che io ho 10 miliardi in banca e che gli altri non hanno niente. Se però sento un altro, no? Parliamo anche, lui mi dice guarda vorrei anch'io magari 5 di quei miliardi, no? E sentiamo un altro, no, allora uno, ossia capisce, bisogna dalla propria immaginazione, bisogna arrivare a una immaginazione condivisa e a seconda delle epoche può cambiare anche. Per esempio forse poteva nel tempo passato uno aveva gli schiavi e non si rendeva conto che era sbagliato, ma li trattava bene, no? Nel periodo romano, e quindi seguiva le leggi e trattava bene gli schiavi. Poi si è capito che gli schiavi, insomma, è una roba. Quindi le voglio dire che nel dialogo si può cambiare piano piano il concetto di quello che è giusto e no. Però in Germania, per esempio, sì, in Germania lì è successo qualcosa, ma anche in Italia. L'Italia però, adesso non voglio esagerare, ma l'Italia non è mai eccelsa né nel bene né nel male. I tedeschi sanno essere eccellenti sia nel fare le macchine che nel male. Parlo in generale. Per esempio hanno fatto, forse lei conosce, lo studio di un battaglione che doveva uccidere sparando, ha ucciso 200.000 persone. È stato scritto un libro da uno psicologo che li ha intervistati e per esempio questo psicologo ha scoperto che quando li avevano, erano quasi tutti socialisti, erano tutti poliziotti, quando li hanno chiamati il colonnello gli ha detto adesso dobbiamo andare a uccidere, cominciare a uccidere certi paesi in Polonia, chi non vuole uccidere? Ha chiesto e hanno alzato la mano 2 o 3. Poi hanno intervistato gli altri e gli hanno detto ma voi perché non avete rifiutato come quei 2 o 3 che poi li hanno mandati via? E dice e non volevamo uscire dal gruppo. E poi quando uccidevano i bambini dice ma come mai uccidi i bambini? No? E dice ma gli abbiamo già ucciso la madre, gli facciamo un favore, uccidiamo che il bambino. Quindi che cosa vuol dire questo? Che uno deve riflettere, ossia il gruppo non c'entra, il gruppo, uno deve pensare, stare in gruppo ma pensare con la propria testa, ha detto Hannah Arendt. Le persone ignoranti, lei ha detto, sono più violente.
Guardi, non è detto. Ci sono delle persone coltissime, intelligentissime e molto violente. Addirittura le classifichiamo come psicopatici. Patologia. Non so se ha visto Il silenzio degli innocenti, che lì era uno psichiatra che aveva mediamente, diciamo, che l'ignoranza facilita, sì, la violenza, secondo me. Non è detto. No, ma sa qual è la peggiore ignoranza? Sa chi è il più ignorante? Chi non sa di esserlo. Può essere anche un grande professore universitario che pensa di saper tutto, è un vero ignorante. Quindi quelli sono pericolosi, più ancora di quelli che non sanno niente. Quindi un metodo contro la violenza è conoscere i propri limiti. E sapere, per esempio, lei se farà il medico lo farà con più attenzione se non è estremamente sicuro, a parte certi momenti di emergenza, no? Non dico chiedersi il bisogno di chi è consapevole di essere ignorante cerca di conoscere sempre di più, e queste persone penso che mediamente sono meno violente di altri, perché attualmente la violenza si appoggia anche sull'ignoranza, sì. Si appoggia Noi che conosciamo tutti questi schemi che le ho detto, e alcuni molto più di me, potremmo disegnare una società in cui ci sono degli antidoti alla violenza, grazie alle conoscenze. Ringraziamo il professor Fabbro per questa lucidissima analisi e ricchezza espositiva.